Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ad intercessione di San Michele e del celeste coro dei serafini, ci rende il Signore degni della fiamma di perfetta carità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele Arcangelo e del coro celeste dei cherubini, voglia il Signore darci grazia di abbandonare la vita del peccato e correre in quella della cristiana perfezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele Arcangelo e del Sacro Coro dei Troni, infonde il Signore nei nostri cuori lo spirito di vera e sincera umiltà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del coro celeste delle dominazioni, ci dia grazia il Signore di dominare i nostri sensi e correggere le corrotte passioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del celeste coro delle potestà, il Signore si degni di proteggere le anime nostre dalle insidie e tentazioni del demonio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del coro dell'ammirabile virtù celeste, non permette il Signore che cadiamo nelle tentazioni, ma ci liberi dal male. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
ad intercessione di San Michele e del coro celeste dei principati, riempi a Dio le anime nostre dello spirito di vera e sincera obbedienza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del coro celeste degli arcangeli, ci concede il Signore il dono della perseveranza nella fede e nelle opere buone. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ad intercessione di San Michele e del coro celeste di tutti gli angeli, si degni il Signore di concederci di essere da essi custoditi nella vita presente e poi introdotti nella gloria dei cieli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Un Padre nostro a San Michele.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Una a San Gabriele. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Una a San Raffaele. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E una al nostro angelo custode. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Prega per noi, Arcangelo Michele, affinché saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del ventre tuo, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, San Michele Arcangelo, prega per noi, San Michele Principe dei Serafini, prega per noi, San Michele Ambasciatore del Signore Dio di Israele, prega per noi, San Michele Assessore della Santissima Trinità, prega per noi, San Michele Preposito del Paradiso, prega per noi, San Michele Chiarissima Stella dell'Ordine Angelico, prega per noi, San Michele Mediatore delle Divine Grazie, prega per noi, San Michele Sole Splendidissimo di Carità, prega per noi, San Michele Primo Modello di Umiltà, prega per noi, San Michele Esempio di Mansuetudine, prega per noi, San Michele Prima Fiamma di Ardentissimo Zelo, prega per noi, San Michele Degno di Ammirazione, prega per noi, San Michele Degno di Venerazione, prega per noi, San Michele Degno di Lode, prega per noi, San Michele Ministro della Divina Clemenza, prega per noi, San Michele Duce Fortissimo, prega per noi, San Michele Consolatore degli Sfiduciati, prega per noi, San Michele Angelo di Pace, prega per noi, San Michele Consolatore dei Malati, prega per noi, San Michele Guida degli Erranti, prega per noi, San Michele Sostegno di coloro che sperano, prega per noi, San Michele Custode di chi ha fede, prega per noi, San Michele Protettore della Chiesa, prega per noi, San Michele Dispensatore generoso, prega per noi, San Michele Rifugio dei poveri, prega per noi, San Michele Sollievo degli oppressi,
prega per noi. San Michele vincitore dei demoni, Prega per noi. San Michele nostra fortezza, Prega per noi. San Michele nostro rifugio, Prega per noi. San Michele nostro difensore, Prega per noi. San Michele luce degli angeli, San Michele conforto dei patriarchi, Prega per noi. San Michele guida dei profeti, Prega per noi. San Michele guida degli apostoli, Prega per noi. San Michele sollievo dei martiri, Prega per noi. San Michele letizia dei confessori, Prega per noi. San Michele custode delle vergini, Prega per noi. San Michele onore di tutti i santi, Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. preghiamo. O Signore, la potente intercessione del tuo Arcangelo Michele ci protegga sempre in ogni luogo, ci liberi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Novena in onore di San Michele Arcangelo. Glorioso Arcangelo Michele, principe delle milizie celesti, difendici contro tutti i nostri nemici, visibili e invisibili, e non permettere mai che cadiamo sotto la loro crudele tirannia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloriosissimo e principe delle celeste milizie, Arcangelo San Michele, difendici nella battaglia contro le potenze delle tenebre e la loro spirituale malizia. Vieni in aiuto di noi che fummo creati da Dio e riscattati con il sangue di Cristo Gesù suo Figlio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Delle ciele tua
O glorioso Arcangelo San Michele, protettore della Chiesa universale e patrono nostro singolarissimo, noi umilmente imploriamo il tuo potente patrocinio. Concedi salute agli infermi, fecondità al nostro lavoro, pace fra le nazioni, unità alla Chiesa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O glorioso, invito, Arcangelo, gran guerriere di Dio, Michele, offri a lui la prece unanime del tuo popolo fedele. Sia per te guidato al cielo, a goder senza ombra e Prega per noi, Beatissimo Michele, Principe di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, onnipotente ed eterno Dio, che nella tua somma bontà assegnasti in modo mirabile l'Arcangelo Michele come gloriosissimo Principe della Chiesa, per la salvezza degli uomini. Concedi che con il suo salvifico aiuto meritiamo di essere efficacemente difesi di fronte a tutti i nemici, in modo che al momento della nostra morte possiamo essere liberati dal peccato e presentarci alla tua eccelsa Beatissima Maestà. Per Cristo nostro Signore. Amen. invito Arcangelo, Spirito immortale, che il Reo Dracone, pure pial tuo piede, con la tua spada, e bella il
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Il Signore ha detto: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Riconosciamoci tutti peccatori e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che ci edifichi come pietre vive nel Tempio Santo di Dio, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, che ci dai la grazia di celebrare il mistero della resurrezione del tuo Figlio, concede a noi di testimoniare con la vita la gioia di essere salvati. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni quelli che si erano dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, a Cipro e Antiochia, e non proclamavano la parola a nessuno, fuorché dei Giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunta ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. E la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedele al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Genti tutte lodate il Signore. Gente tutte lodate il Signore. Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Genti tutti lodate il Signore. Iscriverò Raab e Babilonia tra quelli che mi riconoscono. Ecco Filistea, Tiro ed Etiopia. Là costui è nato. Si dirà di Sion, lui e l'altro in essa sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salda. Genti tutti lodate il Signore. Il Signore registrerà nel libro dei popoli. Là costui è nato, e danzando canteranno. Sono in te tutte le mie sorgenti. Genti tutti lodate il Signore.
miei pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Oggi, più che una riflessione, vorrei lanciare una provocazione. Quante volte ci siamo sentiti chiamare cristiani? Che cosa fa di noi cristiani? La parola cristiano vuol dire colui che appartiene a Cristo. E se leggiamo gli Atti degli Apostoli ci accorgeremo che i cristiani venivano riconosciuti dagli altri non per dei segni esterni, ma venivano riconosciuti perché si amavano fra di loro. Ciò che anche Barnaba vede e per cui ringrazia il Signore è la grazia di Dio. La grazia di Dio che fa di questi cristiani una comunità che sempre negli atti è assidua nella preghiera e nello spezzare il pane. Ecco chi sono i cristiani. I cristiani sono coloro che sanno che devono mettere insieme la potenza della preghiera e della grazia con quella delle opere della carità. E anche Gesù dà questa testimonianza. Egli non è riconosciuto come Cristo tanto perché lo dice. I giudei chiedono: dillo apertamente. Gesù dice: io l'ho detto e voi non credete. Le opere mi danno testimonianza. Allora a questo punto la domanda che ci dobbiamo porre è: quali sono le opere che danno testimonianza del mio essere cristiano, del mio essere di Cristo? Essere cristiani, cari fratelli e sorelle, non è semplicemente mostrare un emblema, portare un crocifisso al collo o tatuarsi un rosario o un Padre Pio. Essere cristiani non è tanto buttare sotto la statua di San Michele, non è tanto gridare viva Dio, viva Maria, viva San Michele. Essere cristiani vuol dire avere un cuore aperto, avere un cuore risoluto, come ci dice la prima lettura, un cuore cioè che è sempre saldo nella carità. Solo così potremo dirci cristiani, solo così, meglio ancora, gli altri potranno guardarci e dire: questi sono i cristiani, perché questi sono di Cristo,
perché questi si comportano come Cristo, fanno le stesse opere del Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Dio ci ha dato tanti benefici, primo fra tutti il dono della fede. Preghiamo perché ci renda capaci di testimoniare con la coerenza della vita questo valore inestimabile. Preghiamo insieme dicendo: accresci in noi la fede, Signore. Accresci in noi la fede, Signore. Perché la Chiesa di Cristo goda di vera e stabile pace su tutta la terra e crescendo nell'amore e timore di Dio Padre sia piena del conforto dello Spirito Santo, preghiamo. Accresci in noi la fede, Signore. Perché i credenti in Cristo non ricadono sotto le potenze del male, ma sempre liberi da ogni compromesso e da ogni paura, professino apertamente il loro credo, preghiamo. Accresci in noi la fede, Signore. Perché l'assemblea domenicale manifesti sempre più la vera natura della Chiesa, che nasce dalla parola di Dio e si edifica nel banchetto eucaristico per testimoniare la carità fraterna, preghiamo. Accresci in noi la fede, Signore. Perché ogni cristiano, a immagine e somiglianza del Padre, abbia un cuore grande, lento all'ira e sempre disponibile al perdono, preghiamo. Accresci in noi la fede, Signore. Perché il Vangelo che abbiamo proclamato con la bocca metta radici di fede nella nostra vita e produca sostanziosi frutti di giustizia e di santità, preghiamo. Accresci in noi la fede, Signore. O Signore, che ci hai creati e redenti, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia e di carità, perché il mondo veda le nostre opere buone e glorifichi il tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ogni volontà che ci doni la parola di luce, noi offriremo la pace. Per ogni volontà che ci nutre il tuo pane di vita, noi sazieremo la fame. Per ogni volontà che ci allieta il tuo vino di gioia, noi guariremo ferite. Offriamo a te sinceramente la vita, benediciamo la tua pace fra noi, saremo l'eco del tuo canto, il seme del tuo campo, il lievito del tuo perdono, il lievito del tuo perdono. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora è gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutti
tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio nell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna in excelsis, Osanna in excelsis. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna in excelsis, Osanna in excelsis. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo ed il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore.
proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo nostro patrono e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti Michele e Concetta e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, tua la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere, la partecipazione al mistero della redenzione, ci dia l'aiuto per la vita presente e ci ottenga la felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
Salve dal cielo, Regina, di l'angeli e San Micheli, fu stato a questi cieli nostro avvocato, fu stato a questi cieli nostro avvocato. Di tutti ammen tucato, di l'angelo soi divino, la leva di continuo, la sua vilanza, la leva di continuo, la sua vilanza. Lucifero tanta, si critica, si inganna, e San Michele lo manna con la sossata. E San Michele lo manda con la sua spada. Che bella chi lasciata, chi San Michele di dona, o cielo e la corona, ma di rimpianti, o cielo e la corona, ma di rimpianti. San Michele va già alla guerra, o vinci la battaglia, o sana i malati, viva Dio e l'eterno pace, o sana i malati, viva Dio